Ragazzi, Verona è la città dell'amore, ma non soltanto per Romeo e Giulietta, anche per questa storia che ora vi racconterò. Quis in abitudini. A pochi passi da Piazza Erbe c'è infatti il Pozzo dell'Amore, testimone di una storia avvenuta nel XVI secolo. I protagonisti sono Corrado di Bonifazio, un giovane soldato della milizia imperiale, e Isabella dei Donati. Corrado era profondamente innamorato di questa ragazza, ma lei, non si sa se per orgoglio o per gioco, inizialmente non ricambiava i suoi sentimenti e si mostrava gelida e fredda. Si racconta infatti che in una gelida giornata d'inverno Corrado andò da Isabella e le disse: «Siete fredda come l'acqua di questo pozzo». Isabella allora lo invitò a verificare se la sua frase fosse vera o meno. Corrado, preso dall'amore, si tuffò all'interno e sparì per sempre tra i ghiacci di questo pozzo. Isabella, presa dal rammarico e vedendo sparire il suo amore, decise di seguirlo a sua volta. Ancora oggi questo pozzo è il simbolo di un grande amore, di un amore che va oltre la morte, ed è qui pronto ad accoglierti a Verona. E tu conoscevi la storia di Corrado e Isabella?